Mancano ormai poche ore al ritorno dei presidi, sta infatti per scattare la protesta dei forconi con l'obiettivo di bloccare il Veneto. Varie iniziative avranno luogo dal 5 dicembre fino al 9. A guidare il movimento nella nostra regione un ragazzo di 22 anni, Vito Collins Babila, cintura nera di karate e portavoce dei forconi veneti. Una mappa dei presidi ben chiara, da Padova a Vicenza a Verona, fino alla Marca Trevigiana e al Bellunese. Le forze dell'ordine li monitorano costantemente, ma il leader, ospite ieri di X News, rimarca la differenza con il movimento del 2013. Noi non siamo i nuovi forconi e non siamo neanche i forconi. I forconi sono un movimento che è in Sicilia e che col Veneto non ha quasi niente a che fare. Noi siamo un coordinamento di persone che riconoscono in primis il fatto che non si può riconoscere il sistema per combatterlo, perché il sistema è da 80 anni che viene calibrato per non combatterlo. Diversi punti del programma: scioglimento delle Camere, dimissioni del Presidente della Repubblica, ritorno al proporzionale, riconoscimento nella Costituzione del referendum propositivo. Geremia Agnoletti, già vice di Chiavegato nel Movimento Edizione 2013, è piuttosto critico. Io li ho sentiti soltanto nominare, non ne ho incontrato uno, ho partecipato a una riunione a Resana e non c'era una struttura, non c'era un vertice, non c'era una strategia, quindi io non credo che ci sia oggi una riedizione del 9 dicembre che si anticipi al 5 dicembre. Il nuovo leader chiude con il passato e con i vecchi fondatori, primo fra tutti Chiavegato, che aveva dato per morto il movimento 9 dicembre. Quest'anno abbiamo un ultimatum che abbiamo già dato da diversi mesi per ottenere qualcosa di legittimo e costituzionale nella tutela di tutti i popoli della penisola italica. Questo ultimatum scade appunto il 9 dicembre, dopodiché la responsabilità se la prenderanno i garanti della Costituzione, chi giura di difendere il popolo.